Una buona domenica, telespettatrici e telespettatori di TV7, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde e bentrovato nei nostri studi anche al Sindaco di Padova Sergio Giordani. Buona domenica. Che settimana è stata, Sindaco, positiva? Dai, tranquilla, sicuramente un po' più tranquilla della precedente che insomma è stata un po' all'insegna del maltempo. Tra l'altro è arrivata nei giorni scorsi, ne abbiamo parlato anche nella puntata di martedì, l'importante sentenza del Tribunale che vi ha dato ragione sul fronte delle mamme arcobaleno, quindi insomma penso che sia soddisfatto. Avremo anche in questa puntata insomma molte tematiche da affrontare insieme. Cominciamo in questa puntata a parlare di commercio, perché la scorsa settimana anche con l'aiuto dell'assessore al commercio Antonio Bressa era stato fatto un quadro di quello che è il commercio a Padova, insomma definito positivo dall'amministrazione comunale, anche se i commercianti ci tengono su questo a fare qualche precisazione e insomma hanno portato alla nostra attenzione numeri un po' differenti rispetto a quelli che ci aveva detto l'amministrazione comunale. Allora le faccio vedere il servizio, Sindaco, poi affrontiamo insieme il tema del commercio, vediamo. Negli ultimi 2 anni a Padova sono state addirittura 1.400 le attività che hanno chiuso. Negozi, ristoranti, bar, agenzie immobiliari, solo per citarne alcune. Ogni tipo di attività risulta in calo se si analizzano gli scorsi 24 mesi. Solo nel 2023, infatti, la provincia ha visto aprire 107 negozi ma chiuderne 193, con un saldo negativo, quindi, di 86 unità. Nel 2022 abbiamo per esempio il commercio all'ingrosso che registra 84 aperture e ben 296 chiusure. Per quanto riguarda il commercio al dettaglio abbiamo 105 aperture e ben 270 cessazioni. Per quanto riguarda ristorazione, bar e ristoranti abbiamo sempre nel comune di Padova 37 aperture e 146 chiusure. Nel 2023 i saldi sono tutti negativi perché abbiamo ovviamente dei gap molto importanti. Numeri allarmanti quelli della Camera di Commercio, tant'è che la proposta dell'Associazione Commercianti del Centro di Padova è quella di convocare gli Stati Generali. L'intenzione è quella di avere un confronto aperto con le istituzioni e il mondo dei commercianti, non solo però i rappresentanti dell'associazione di categoria, ma tutti i commercianti che operano nel comune di Padova. Una causa di questa forte perdita di negozi in città è la mancanza di parcheggi, al punto che per alcuni è più comodo spostarsi in altre province come Vicenza e Verona per fare shopping. Se ovviamente le persone possono accedere al centro storico, non come si sta facendo adesso, che non si trova un buco libero neanche girando mezz'ora, io credo che ci possa essere ovviamente un flusso, una politica dei flussi assolutamente diversa e una dinamica completamente diversa in positivo, quindi noi siamo pronti ovviamente a sederci attorno a un tavolo e a pianificare la realizzazione di parcheggi sotterranei o anche a raso, l'importante è costruirli. C'è bisogno quindi di risollevare questo settore ormai da troppo tempo in sofferenza, di dare risposte a chi cerca di mantenere in vita la città nonostante le difficoltà e di rendere il centro storico quanto più accessibile. Sindaco, il presidente dell'Associazione Commercianti del Centro Massimiliano Pellizzari dà dei numeri basandosi su dati della Camera di Commercio e dice in realtà la situazione del commercio a Padova e provincia non è così rosea. Io veramente faccio fatica, non so i numeri, ho visto che Antonio Bressa ha risposto con numeri diversi, dipende come si interpreta le cose. Io giro per Padova, sono pochissimi negozi chiusi, pochissimi. E c'è una rotazione abbastanza frequente e ricordo che il Covid ha cambiato il mondo, ha cambiato le abitudini, sono sempre più ristorazioni, sono sempre meno negozi, sono negozi che funzionano meno, dipende dal settore, non vedo quello che sta dicendo Pellizzari, assolutamente. Padova è una città che merito del turismo, merito degli studenti, è vivacissima, funziona benissimo. Gennaio è stato un mese che non ha funzionato, parla anche del commerciante, per cui non è il problema dei parcheggi. Ricordo che c'è l'e-commerce, tanto per essere l'e-commerce ha un'incidenza spaurosa su quanto riguarda consegne e i fatturati, per cui veramente non... Poi se chiedete a qualche signora se va a fare acquisti a Vicenza, Verona, mi risponde che quelli di Vicenza vengono a Padova a fare gli acquisti, ma qualsiasi, ovviamente
Pellizzari fa il suo ruolo, per cui protestano, però proteste legate, perché manca il parcheggio. Se fosse così semplice il problema dei soliti parcheggi aumento di fatturati, ma non è così, però, non Sindaco, è così assolutamente. Credo che un commerciante, se solleva una problematica, è perché vede che realmente le cose magari non vanno bene. Perché manca il fatturato, manca liquidità, manca risorse economiche per fare le cose. Questa è la realtà. Io ho negozi in tutta Italia, adesso faccio una... Gennaio è andato male dappertutto, punto. Non a Padova, dappertutto, no, meno 20, i saldi non hanno dato nessun ritorno come le altre volte, per cui è troppo facile le colpe del parcheggio, cioè la verità, avere un parcheggio davanti al negozio non si vede più, però aiuta la professionalità, aiuta a essere bravi a gestire il personale proprio, aiuta a essere gentile quel rapporto con i consumatori. Oggi è cambiato il mondo, bisogna adeguarsi sia sotto l'aspetto merceologico, prima una volta c'era la rendita di posizione, cioè se avevo un negozio su quel posto lì funzionava sicuramente, non è più così, punto. I flussi, le logiche sono cambiate. I flussi sono diversi, certo. Sono i turisti, c'è chi viene da fuori, c'è moltissime cose, però io penso che Padova è una città che funziona benissimo, che va, perché ricordo che partirà a breve il tram. Il tram porterà qualcosa come 20 milioni di persone all'anno, 20 milioni, per cui è ovvio che le persone che dal punto A al punto B, faccio sempre il solito esempio, che ci impiega 10 minuti in macchina e gira in cerca di parcheggio e non lo trova, e c'è la ZTL, rischia la multa, rischia questo, dopo in 5 minuti, 3 minuti arriva in centro alla Padova, per cui non vedo il problema, cioè francamente faccio fatica e ripeto, non faccio il sindaco, io faccio questo mestiere, per cui sono in grado anche di vedere le cose tranquillamente. Poi so che Bressa sta facendo anche delle iniziative per dare ristorno ai negozianti che sono danneggiati i lavori del tram, e in questo senso sta lavorando. Però ricordo che i parcheggi non sono saturi, il nuovo parcheggio Porta Contarini non è mai saturo, è in centro pieno. E costa però, Sindaco. Come Piazza Insurrezione. Piazza Insurrezione c'è la coda per essere in Piazza Insurrezione, l'altro è coperto a 20 metri e non vanno. Forse bisogna farlo conoscere anche, forse sicuramente un po' di più. Sì. Poi, Padovani, parlo per me stesso, siamo abitudinari, ognuno va... Si va sempre in Piazza Insurrezione perché si è sempre andati in Piazza Insurrezione. Senta, ma ci state pensando veramente a questo parcheggio sotterraneo in Piazza Insurrezione? No. Non ha senso. L'assessore Bressa però aveva detto nei giorni scorsi che si poteva valutare la proposta. Stai valutando, vi faccio un esempio. Molto sotto la pericolo, da un reddito di 1,6 milioni all'anno, quel parcheggio lì. Quello di Piazza Insurrezione? Per 3 anni di lavoro, quando fa? 4 milioni e 8? Sì, 1,6 per 3. Più 30 milioni di investimento. Dopo cosa fa pagare di biglietto? 20 euro all'uno? 25 euro? Non ha senso, sarebbe bello che Piazza Insurrezione fosse libera, questo sì. Sicuramente i primi 2 metri, anche dalle indagini fatte, non c'è nulla di preoccupante, 2 metri, dopo non si sa. Padova, dal punto di vista archeologico, lo sappiamo, è veramente una miniera a cielo aperto. Per cui è difficile fare, poi sarebbe talmente costosa, veramente, e poi il tram passa avanti, non ha senso, bisogna pensare ai commercianti, sì, vi ricordo, sono un commerciante, capisco molto bene. È un tra e-commerce, cambio di usi e costumi, Covid, è cambiato un buon mondo e bisogna adeguarsi e fare. L'associazione deve fare un grosso lavoro di educazione, cioè nel senso formazione, far capire che sono cambiati i tempi, far capire che c'è l'e-commerce, far capire che bisogna essere tranquilli, educati. Quando uno, parlo personalmente, entro in un negozio e non vengo accolto bene, oppure è innervosito, non ce l'ho più. Ma cambio negozio, c'è talmente tanta proposta che oggi uno sceglie, per cui bisogna stare attenti, il consumatore va amato, coccolato, vessezzato, il consumatore è il nostro. Tutte le aziende fanno formazione sui dipendenti, sui collaboratori, perché quando uno entra va fatto in maniera tale che acquisti qualcosa.
Se si lascia perdere un'occasione del genere è mortale. Quindi dice che i commercianti, più che magari concentrarsi sui parcheggi o sulle vostre mancanze, dovrebbero magari guardare al loro interno, sta dicendo questo? I parcheggi sono importanti, nessuno dice no, però col tram perderanno importanza. Bisogna stare attenti quando si va. Non c'è più rendere posizione. Una volta bastava aprire qualsiasi posto, andava bene. Adesso ci vende case sportive, ce ne sono 20 per cui ognuno va dove vuole. Questo è l'e-commerce, c'è l'e-commerce. Sì, che sta cambiando, forse l'ha già cambiato. I ragazzi difficilmente vanno su negozi, ma sì, vanno su negozi a provarsi le varie calzature e dopo lo ordinano, lo stesso negozio, vanno in e-commerce e lo ordinano, per cui... ha detto che state ragionando, insomma, che una cosa che le piacerebbe fare è liberare Piazza Insurrezione dalle auto, però in quel caso quei posti auto vanno dirottati da qualche parte. Perché, sono 120 posti auto. Sono 120 posti auto, sono pochissimi. Insomma, non sono pochissimi 120, Bene, il numero da tenerli a toglierli fa la differenza. I parcheggi rispetto all'anno scorso sono aumentati del 2,8%, sono più, non meno, 2023 su 2024, sono aumentati quasi il 3%, sono aumentati i posti, non diminuiti. Sì, però forse sarebbe importante capire se sono aumentati o diminuiti in centro storico, certo, perché in questo caso si sta parlando di centro storico. Poi ovvio che voi puntate molto sul trasporto pubblico, quindi magari dite serve qualche stallo in meno in centro. Piazza Contarini non è mai pieno. Quanti posti ha, Sindaco? Circa come Piazza Insurrezione? Molti di più? Molti di più, adesso non voglio dire stupidaggini. E allora lo dovete pubblicizzare però. Sì, adesso faremo pubblicità. Abbiamo messo anche dei cartelli che indicano quanti posti sono liberi in Piazza Insurrezione e quanti posti liberi sono in piazza sotterranei per quanto riguarda Largo Europa o Ponte Contarini. Ma è un parcheggio splendido, è fatto bene, è bello, per cui non è mai pieno, per cui è che la gente si ricorda. Lo stesso io quando parcheggio mi ricordo di andare, vado da un'altra parte. Abituarsi. Forse dobbiamo farlo conoscere di più, dobbiamo fare pubblicità, però credetemi, il problema non è mancanza di parcheggi, il problema è che è cambiato un po' il tutto e voglio che ognuno di noi si adegui. Intanto però state avete presentato in settimana delle scontistiche per quanto riguarda il trasporto pubblico, ne parliamo tra pochissimo, ci prendiamo una breve pausa, torniamo subito dopo con la seconda parte del Sindaco risponde, rimanete con noi.